Il progetto esecutivo è stato approvato dalla sovrintendenza e dagli organi di controllo. Si parte con le gare gestite dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso e così l'inizio dei lavori. La posa della prima pietra per la nuova sede del Conservatorio Steffani di Treviso a settembre 2024. È un lavoro di squadra che è iniziato molti anni fa, però abbiamo portato adesso a termine, nel senso che siamo arrivati finalmente a cominciare questi lavori che porteranno ad avere un conservatorio prestigioso con una sede nuova adeguata, ma sempre in un edificio storico, che possa anche valorizzare la tipologia di attività formativa che facciamo, un'attività artistica, creativa. 87 i docenti, una decina a contratto e 400 gli studenti per 40 corsi di studio. La nuova sede è realizzata grazie alla riqualificazione dell'ex scuola Maffioli sugli arricati del chiostro dei Serviti e della chiesa di San Giacomo sull'omonima via. Le funzioni didattiche saranno organizzate all'interno dell'ex Maffioli e del chiostro. Cambierà in città il fatto che quello scorcio, quell'entrata a Castelfranco Veneto che oggi vede una situazione di degrado, si troverà invece con un immobile storico riqualificato che darà finalmente una sede stabile al Conservatorio Agostino Steffani, che ricordo essere il conservatorio della provincia di Treviso. Un'opera da 10 milioni di euro che ha ottenuto un maxi finanziamento grazie al bando ministeriale dell'edilizia delle istituzioni alta formazione artistica e musicale, unico in Italia il Conservatorio Steffani con un importo così alto insieme al Conservatorio di Pescara.